Il treno verde di Lega Ambiente in sosta a Verona, stazione di Porta Vescovo, quarta tappa della campagna didattico-informativa che ha soprattutto lo scopo di monitorare proprio l'inquinamento atmosferico ed acustico in varie città italiane. Domani verranno forniti proprio i dati relativi a Verona, mentre oggi c'è stata una gara davvero particolare in tema di mobilità sostenibile. Vediamo com'è andata nel servizio di Simonetta Chesini. Sono le 11:16, siamo alla stazione di Verona Porta Vescovo, stiamo aspettando i vincitori del trofeo Tartaruga che è scattato un quarto d'ora fa, minuto più, minuto meno, dalla Croce Bianca. Che cosa significa? Bisogna vedere con quale mezzo si raggiunge prima la meta. C'è chi arriva in autobus, chi in bicicletta, chi in motorino, chi in auto GPL, chi in auto ibrida. Un passo indietro per raccontare l'antefatto. Con una gara particolare si vuol capire quale sia il mezzo più rapido per muoversi nei centri urbani e così prende corpo la singolare iniziativa promossa a corollario del Treno Verde, storica campagna di Lega Ambiente che ha fatto tappa a Verona, stazione di Porta Vescovo. 4 carrozze al primo binario per parlare di ecologia possibile, energie rinnovabili, cambiamenti climatici, ma anche risparmio e mobilità, con un'indagine città per città sull'inquinamento. Scolaresche in visita, didattica, mostre, informazioni. A conclusione della tappa veronese la comunicazione dei dati su smog e rumore. In attesa di questi una mattina di competizione. Il trofeo Tartaruga appunto, una gara con diversi mezzi di trasporto sul tema della mobilità urbana. Bici, motorino, autobus, macchina ibrida, un'altra GPL. I concorrenti con i vari mezzi sono partiti tutti insieme alle 11 da via Stanga a Croce Bianca, 7 km di percorso fino alla stazione di Porta Vescovo ed ecco com'è andata. Scusate, ufficialmente, and the winner is, come si chiama lei? Luciano Zamperini. In bicicletta? Sì, in bicicletta. Che è emozionato il vincitore, sono contento di essere arrivato uno, dice così come ciclista. Sì. No, sono contento perché si dimostra che la bicicletta è un ottimo mezzo, anche sui 7 km e non solo sui 3. Il campione dunque è il ciclista e i suoi gregari. Arriva al secondo posto dunque il motorino. Medaglia d'argento, credo, per l'avvocato, il motorino. Io sono stupefatto non di essere arrivato secondo, ma di essere stato battuto dai ciclisti. D'accordo che c'erano, mi hanno detto, Petacchi, Rebellin e Contador truccati, però non pensavo che andassero a 50 all'ora in centro cittadino. Un po' di polemica agonistica non nuoce. Arriviamo dunque al terzo classificato, l'autobus. Mi spiace. Sì. Non so, pensavo prima io, è andata male allora. Beh, non vuol dire niente, dai, siamo sempre un bel servizio, offriamo sempre un servizio ecologico, sicuro, non c'è da parcheggiare, costa poco, quindi ribadisco, siamo sempre i migliori. Ecco, siete sempre i migliori, corra Presidente, corra! E dopo qualche minuto di emozione per accogliere i vincitori siamo al binario 1, stazione Porta Vescovo. Eccolo qui, vedete, arrivo trofeo Tartaruga. All'appello mancano ancora 2 mezzi, l'auto ibrida e quella GPL. Che figura! Scusi, che figura che ha fatto lei! Ma non so se dispiacermi o ad essere anche felice di questo, vuol dire che assolutamente il mezzo privato è il peggiore, perché se arrivo ultimo in condizioni ideali, perché oggi non c'è traffico a quest'ora, significa che il mezzo pubblico o comunque qualsiasi altro mezzo è migliore dell'auto privata, per cui lasciamole a casa queste macchine. E a proposito di lasciare a casa le macchine, ieri davvero è stato un successo la giornata ecologica. Piazza Bra davvero gremita di tanti veronesi, come ci racconta Mario Poli. Una domenica ecologica in tutti i sensi, baciata dal sole, la giornata dedicata alla sensibilizzazione ai temi ambientali ha fatto centro, senza dover ricorrere al blocco del traffico come il mese scorso. Così, in concomitanza con il 592esimo palio del drappo verde e la 36esima sgambata di San Giuseppe, che hanno attraversato anche il centro storico, l'amministrazione comunale ha proposto diverse iniziative per invitare i veronesi a trascorrere la giornata all'aperto, muovendosi a piedi o in bicicletta, un'ulteriore occasione per sensibilizzare appunto adulti e bambini sull'importanza di tenere comportamenti di riguardo nei confronti dell'ambiente.
Nel pomeriggio in piazza Bra l'assalto al club Miglia Verdi in bici per ricevere un contachilometri che servirà a monitorare i chilometri percorsi in bicicletta da ieri fino a domenica 20 settembre, quando, sempre in Bra, sarà raccolto il totale per conoscere le emissioni inquinanti evitate. L'Ecosportello del settore ambiente, insieme al settore sport e tempo libero, hanno proposto una rivisitazione storico-ambientale dei luoghi medievali del centro storico attraverso visite guidate rivolte ai bambini e ai loro genitori, gruppi accompagnati da guide dell'associazione Città Nascosta che hanno raccontato gli eventi della storia cittadina del Medioevo, confrontando l'utilizzo delle risorse dell'ambiente nella vita quotidiana dell'epoca fino ai giorni nostri. Per tutta la giornata poi i cittadini hanno ricevuto informazioni sulle iniziative ecologiche proposte da AMIA, GSM, Acque Veronesi, Movimento Consumatori, Lega Consumatori e Adiconsum. Anche i quartieri sono stati coinvolti nell'organizzazione di alcune iniziative. Parliamo adesso di finanza.